Riscatto è la parola chiave in casa Reggio Ravagnese, le 3 sconfitte consecutive unitamente all'eliminazione in Coppa Italia suonano la carica in vista della trasferta contro la Paolana, ultima della classe. Diamo uno sguardo all'11 di Antonio Barillà che dal primo nel 4-3-3 schiera Morabito in porta, Rinaldo e Mangiola ai lati di Foti e Polimeni, Mescar, Verducci e Franzò in mezzo al campo con Puntoriere, Sottilotta e Becero a comporre il terzetto offensivo. Dirige la partita Carmine Pompilio nella sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Michele La Rose di Boalenza e Mattia Roberto di Mallamezza Terme. Al secondo occasionissima Reggio, Puntoriere dalla sinistra mette dentro un cioccolattino per Sottilotta che tutto solo incredibilmente manda fuori. 2 minuti più tardi ancora Maranto pericolosi, sempre con Puntoriere che sfonda a sinistra dentro per Rinaldo, anche lui non inquadra lo specchio della porta. Al 21esimo si vanno a vedere in avanti i cosentini con il corner messo dentro sul quale Svetta Lopez centra l'incrocio dei pali. 2 giri lancette più tardi però è Verducci a premiare il taglio di Puntoriere che mette sul primo palo per Beceiro, manda in rete per il vantaggio. Amaranto 0-1 Reggio Ravagnese. Beceiro anticipa l'estremo difensore cosentino e regala così il vantaggio alla Reggio Ravagnese. Prima frazione di gioco che va così in archivio sul parziale di 0-1. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, minuto 47, subito la Reggio Ravagnese che prova a chiudere la partita con la punizione di Puntoriere, interessante ma alta di 1 metro circa sulla trasversale. 2 minuti più tardi bussa la Paolana con il corner battuto corto con Tuoto, mette dentro un cross allontanato non benissimo da Morabito sul quale si avventa Lopez e fa 1-1 per la Paolana, ristabilita la parità del punteggio. Reggio Ravagnese che allora torna ad offendere con Beceiro dalla sinistra che passa in mezzo a 2 avversari, si lascia cadere, l'arbitro abbocca e assegna la massima punizione. Contatto che sembra veniale ma che potrebbe regalare il nuovo vantaggio agli Amaranto. Dal dischetto però Puntoriere si lascia ipnotizzare da Corno e allora si resta sul 1-1 con la Paolana all'ora di gioco che torna ad offendere. Il lancio lungo per Tuoto, addomestica bene la sfera, calcia trovando però il miracolo da parte di Morabito che manda in corner un colpo di Reni felino con il quale si fa perdonare l'errore in occasione del gol dell'1-1 della Paolana. Energie fresche dalla panchina dentro Bonadio e Cappelletti in luogo di Franzò e Sottilotta al minuto 62. Al 75esimo Amaranto in avanti proprio con Bonadio che serve Beceiro dentro da Puntoriere, fa da sponda ancora per Bonadio, calcia trovando la gran parata da parte di Corno e poi la spazzata della difesa cosentina. 1 minuto più tardi palla messa dentro per Politano, controlla bene e calcia trovando l'angolino. Paolana che mette la freccia, sarebbe la prima vittoria stagionale per la compagine cosentina. All'80esimo però dentro Toscano per Mangiola. 94esimo occasionissima Reggio, corner messo dentro dopo un batti e ribatti, arriva Polimeni, contatto con Sant'Angelo, l'arbitro assegna il secondo calcio di rigore di giornata. Questa volta dagli 11 metri si presenta Beceiro che ha l'occasione di siglare la doppietta personale e portare quantomeno un punto a Reggio Calabria. Andrà così 2-2 tra Paolana e Reggio Ravagnese. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Forse un eccesso di giubilo nei confronti del portiere Corno che aveva parato magistralmente il primo rigore. Una Paolana